Buongiorno e bentornati a questa edizione straordinaria dei nostri telegiornali, nella quale vi stiamo raccontando cosa succede in Veneto in merito all'emergenza coronavirus. Ci sono state delle novità oggi. Il presidente Luca Zaia ha detto a chiare lettere che se non staremo tutti molto attenti la situazione potrebbe degenerare. Se non faremo quello che ci viene detto, ovvero di rimanere in casa e di evitare gli spostamenti, la situazione potrebbe farsi davvero molto più drammatica di quanto non sia ora. Il consiglio è questo: stare in casa. Abbiamo visto poco fa un collegamento con la collega Anna Maria Parisi che era al Parco di Mestre, al Parco San Giuliano di Mestre, dove c'erano decine di persone a spasso. C'erano persone sedute al bar che bevevano tranquillamente il caffè, c'erano bambini che giocavano e ogni misura e distanza di sicurezza di quelle richieste dal governo, dalla regione, dalle istituzioni non erano rispettate. Non era rispettato assolutamente niente. Quindi vuol dire che finora gli appelli non hanno centrato del tutto l'obiettivo che si erano prefissati. Un esempio invece di come le cose possano andare bene ci arriva da Padova, dove le maestre delle scuole d'infanzia hanno deciso di salutare i bambini grazie alla tecnologia. Buongiorno a tutti i bambini e le famiglie della scuola dell'infanzia Avanzo. Ciao a tutti bambini, vi raggiungiamo con questo videomessaggio delle vostre insegnanti che sono proprio felici di potervi contattare e di farsi vedere a voi per starvi vicini. La maestra è quella persona che ti abbraccia e ti coccola quando arrivi all'asilo e devi salutare mamma e papà. E così quel sorriso dolce che manca ormai da 3 settimane ai bambini padovani della scuola Avanzo è arrivato attraverso un videomessaggio. L'iniziativa è partita dalla direttrice dell'Istituto Paritario di Padova della Fondazione Irpea, che ha riunito in videoconferenza le maestre della scuola dell'infanzia e le educatrici del nido per salutare e mandare un messaggio d'affetto. Cominciamo dandovi il buongiorno e salutandovi individualmente. Seguiranno prossimi messaggi e anche di attività da poter fare con i bambini nei prossimi giorni. Le maestre collegate da casa salutano i piccoli alunni. Ciao bimbi, sono la vostra maestra Silvietta, come state? A noi ci mancate veramente tanto, voi, i vostri sorrisi, anche qualche capriccio devo dire. Mancano i giochi, lo stare insieme, disegni e balli di gruppo, ma anche da lontano le maestre vogliono far sentire la loro presenza ai piccoli e ai genitori. Mancate tantissimo, vi voglio tanto tanto bene, sono qui a casa anch'io come voi e porto tanta pazienza come voi, ma vedrete che ce la faremo. E non dimenticate di fare disegni, di fare delle attività insieme alla vostra mamma, al vostro papà e poi le porterete a scuola, le guarderemo insieme e le attaccheremo. Si comincia con i saluti, nei prossimi giorni arriveranno anche qualche breve attività da fare assieme, così quando si rientrerà a scuola sarà più facile dimenticare questo periodo difficile. A presto, resistete e buona vacanza intanto! Mancate tantissimo, non vediamo l'ora di vedervi. Un abbraccio grandissimo dalla Barbara. Mua! Un bellissimo esempio di come si possa rimanere collegati senza rischiare assolutamente niente in questi tempi di emergenza coronavirus. Ci arriva invece una notizia al volo dal comune di Mussolente nella quale il sindaco Cristiano Montagnier conferma che di aver appreso in data odierna, la notizia è di poco fa, dall'ULSS 7 Pedemontana Veneta, che nel comune di Mussolente un concittadino è risultato positivo al coronavirus. Le sue condizioni al momento non destano preoccupazione, tanto da non aver richiesto il ricovero ospedaliero. Il soggetto è attualmente tenuto in osservazione nell'abitazione e l'azienda sanitaria si è fin da subito attivata per mettere in atto tutte le procedure necessarie a fronteggiare la situazione, assicurando al sindaco il tempestivo aggiornamento sugli sviluppi del caso. Quindi i sindaci continuano a informare i cittadini dei nuovi casi, che ricordiamo, andiamo anzi a vederlo subito per ricordare perché si fosse messo solo ora in collegamento con noi. I nuovi casi sono 110 rispetto
l'ultima rilevazione che era stata effettuata e resa pubblica ieri pomeriggio alle 5. I casi in regione Veneto sono 1023, abbiamo sforato quota 1000 e l'area in cui sono concentrati più casi è Padova, dato che la provincia di Padova, sommando Padova e Vo, arriva a 370 con più 43 su ieri. Naturalmente Vo è un cluster in questo momento bloccato perché non ci sono nuovi casi ormai da giorni. Vediamo che i casi aumentano un po' ovunque e, come ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia, il picco nell'utilizzo delle terapie intensive che vediamo in questo momento nella tabella che è stata diffusa dalla regione sono 68, eccolo qui il dato, potrebbe arrivare fra 4 giorni, quindi questi 4 giorni saranno determinanti nel far capire come evolverà in Veneto il coronavirus e su questo argomento c'è un'ANSA che andiamo a leggervi. Da domani igienizzazione delle strade. Questa è una risposta diretta a quello che ci chiedeva una nostra telespettatrice tramite i messaggi WhatsApp che poi potete inviare al numero 340 321 8379 che vedete in sovraimpressione. E il Comune di Padova, ad esempio, fa sapere che da domani ci sarà l'igienizzazione delle strade dopo positivi colloqui operativi con il gruppo ERA, APS, Acegas, AMGA. Partirà una profonda e intensa igienizzazione delle strade di marciapiedi della città. Lo annuncia il sindaco Sergio Giordani. La collaborazione tra tutti gli attori della città, dice Giordani, nell'ambito dell'emergenza è massima e nulla viene lasciato al caso. Si ringrazia il gruppo ERA e in queste ore è necessario seguire le indicazioni alla lettera, dice anche Giordani, come tutti gli altri sindaci come Zaia, senza scorciatoie e senza sottovalutazioni, o andiamo tutti incontro a scenari di estrema criticità, di elevato rischio per la salute di ciascuno. Vedo ancora troppa gente in piazza che chiacchiera amabilmente a mezzo metro di distanza, anche e forse soprattutto persone anziane, quindi soggetti ad alto rischio e torniamo in studio, diciamo questo, l'abbiamo già visto, abbiamo visto davvero pochi minuti fa un collegamento in diretta di Anna Maria Parisi, la nostra collega, che era al Parco San Giuliano di Mestre, dove c'era una marea di gente che trascorreva questo pomeriggio come fosse una giornata qualunque. Non è un periodo qualunque, non sono giornate di festa, non sono giornate di ferie. Ce lo chiedete continuamente, cosa posso fare, cosa non posso fare. Ormai la discriminante è solo una. Potete fare quello che è strettamente necessario, per il resto si rimane in casa. Che il sindaco Giordani di Padova, dico testuali parole, che vedeva troppa gente in giro, mettono a rischio la salute di tutti. Vuol dire che queste persone non hanno ben compreso che di questo virus si può anche morire. I dati sono impietosi, non c'è ancora quella che tutti temono, l'esplosione che tutti temono e che speriamo di non dover vedere mai, ma anche Zaia ha detto che i prossimi 5 giorni saranno determinanti per vedere l'evoluzione della diffusione del virus in Veneto. Se ci atterremo tutti a quelle che sono le istruzioni che ci sono state date, la situazione evolverà quasi certamente in meglio, altrimenti saremo di fronte a scenari davvero, davvero drammatici. A questo punto le mie parole non possono reggere quelle di Zaia, che ha saputo spiegare in modo molto più concreto, deciso e preciso nella conferenza stampa di oggi qual è la situazione e cosa ci aspetta. Eccola integrale. Tra qualche istante arriverà la conferenza di stampa di oggi. Zaia ha incontrato la stampa alle 12 informandoli di quelli che sono gli scenari. Una comunicazione che voglio fare ai veneti nella speranza e nel ringraziarvi per l'assistenza che ci state dando in questi giorni è molto chiara. I veneti devono capire che devono stare in casa. I veneti devono capire che la prima cura al virus siamo noi. I nostri modelli ci dicono che fra 5 giorni avremo un picco nelle terapie intensive. I nostri modelli ci dicono che se continuiamo così a non rispettare le regole, entro il 15 di aprile avremo 2 milioni di veneti contagiati. Allora, il vero tema è che dobbiamo richiamare tutti alla responsabilità. Alla responsabilità vuol dire di non andare i fine settimana al mare a fare passeggiate,
di non andare nei centri commerciali, di non andare nelle piazze, di non andare in nessun posto che non sia il posto di lavoro o il negozio alimentari per approvvigionarsi di generi alimentari o a stare a casa. Questo è l'appello che faccio ai veneti. Lo faccio con forza perché stiamo per entrare nell'area di turbolenza. I nostri modelli che abbiamo seguito, i modelli matematici, gli algoritmi e il nostro ufficio studi ci dà delle proiezioni. Sono proiezioni che purtroppo, se non riusciamo a intervenire con l'aiuto di tutti, la curva non riusciamo ad arrestarla. Questo deve essere chiaro a tutti. C'è poco da fare atti di eroismo o di esorcismo, perché in questa fase bisogna guardare con obiettività quello che sta accadendo. La prima cura al virus siamo noi, nei nostri comportamenti, nel fatto che dobbiamo mantenere le distanze di sicurezza nell'interlocuzione con le persone, nel fatto che dobbiamo limitare al minimo i rapporti sociali. Non avrei mai pensato di dire nella mia vita di invitare una comunità a non relazionarsi più, però è un sacrificio che dobbiamo fare. Questa è una emergenza che ci trasciniamo non per qualche settimana, per un bel po'. Stiamo facendo di tutto perché le curve non vengano rispettate rispetto ai modelli. Ci siamo riusciti fino ad ora, però adesso c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Si eviti di venire a fare domande se posso portare il bambino a ginnastica piuttosto che nel parco o altre robe del genere, perché la raccomandazione migliore che vi do è quella di stare in casa. Meno persone frequentate, anche tra i familiari, meglio è. Il che significa che è giusto tenere rapporti con i genitori piuttosto che con i figli o quant'altro, però sappiate che meno persone che si incontrano, meglio è. L'insidia è il positivo asintomatico, che ha un R0, per usare un termine tecnico, di 2,4. Vuol dire che ogni persona positiva asintomatica riesce a contagiare 2,4 persone, che moltiplicato per poi altre 2,4 per 2,4 per 2,4 alla fine infetta tutti i veneti. Adotteremo ulteriori misure sanitarie. Adesso attendo, abbiamo fatto una lunga videoconferenza stamattina presto. Abbiamo oggi una videoconferenza alle 15. Adotteremo ancora altre misure sanitarie, e questo sul fronte sanitario, per fare in modo di essere ancora più incisivi, invasivi nelle misure. Abbiamo un piano di terapie intensive che stiamo ora dopo ora rafforzando, però ricordo che se i veneti e ascoltino bene le mie parole e evitino di mandarmi i commenti per spiegarmi di come è fatto il mondo e altre robe del genere. Guardiamoci nelle palle degli occhi. Se i veneti non seguono queste indicazioni, ci svuotano gli ospedali, ma ci svuotano dei pazienti ordinari e li riempiamo di pazienti coronavirus. Se noi veneti non rispettiamo le indicazioni di stare a casa, e mi meraviglio che ci sia anche qualcuno che invita a non stare a casa, se noi veneti non rispettiamo le condizioni di stare a casa, svuotiamo gli ospedali dai pazienti ordinari e purtroppo li dovremo dedicare tutti al coronavirus. Io non sto facendo allarmismo. Vi ho sempre detto, i veneti mi conoscono, ho sempre detto la verità rispetto alla situazione. Fino ad oggi, a quest'ora, che non so che ora sia, che ora è? E che giorno è oggi? Fino ad oggi, a mezzogiorno e mezzo dell'11 marzo, così resta agli atti, la situazione, grazie a una macchina sanità che funziona, è sotto controllo. Però gli algoritmi, i modelli matematici ci dicono che al 15 di marzo l'incremento delle terapie intensive sarà radicale. Non possiamo puntare solo sulla fortuna, sul bel tempo o su boiate o su consigli per gli acquisti. No, bisogna stare a casa. Lo dico ai genitori rispetto ai bimbi. I bimbi non muoiono se non vanno a fare un giro il fine settimana al mare piuttosto che ai centri commerciali o al parco. Lo dico agli anziani che devono mettersi in testa di restare in casa. Ringrazio tutti i ragazzi
che da volontari si sono offerti, e anzi li invito a farlo sempre di più, a portare la spesa, ma portare la spesa vuol dire lasciarla sulla porta di casa. Cioè bisogna averli questi accorgimenti. Lo dico a tutte quelle persone che non hanno impegni di lavoro o che possono non avere impegni di lavoro, che possono permettersi di fare questa scelta di civiltà, di stare a casa. Lo stiamo dicendo con i nostri canali mediatici, lo stiamo dicendo con tutta la comunicazione, è un appello che facciamo. Qualcuno ci ha criticato perché usavamo gli influencer di 16 anni, adesso avete capito perché? Perché sapevamo che il problema era un problema che comunque si sarebbe sempre più ingrandito. A me fa piacere vedere che quel sito che abbiamo aperto in questo momento fa 90.000 persone, tutti i ragazzini che seguono le indicazioni. E abbiamo bisogno di un grande atto di solidarietà, di responsabilità, di civiltà. Ce la facciamo, però dobbiamo uscirne con le ossa poco rotte. Per me sono già tante 29 persone che hanno perso la vita. Io ste robe non le voglio liquidare con è andata bene, perché è andata bene vuol dire morti zero. Non è andata bene, abbiamo già 29 persone che hanno perso la vita. E ieri sera è morto il secondo contagiato di Vo. Allora, oggi la partita passa in mano ai veneti. O stiamo a casa, voglio vedere le strade vuote, la sera alle 6, ovviamente escluso il tema del lavoro perché ancora siamo con l'apertura delle aziende, ma per il resto le strade devono essere vuote, le luci dei locali devono essere spente. E ai ragazzi faccio un appello, i ragazzi possono darci una mano paurosa su questa partita. Svuotate le spiagge, svuotate le piazze, svuotate tutto quello che è aggregazione. Non vi vengo a dire che è punita per legge, perché adesso c'è anche la norma che proibisce ogni forma di aggregazione, in pubblico e in privato. Non andate alle cene degli amici, non fate come quando vediamo nei film, no, che cioè, se ti vietano l'alcol, allora metti la bottiglia nel cartoccio di carta, così non vedono che bottiglia è. No, non facciamo i ritrovi familiari, non troviamoci a giocare a tombola con i parenti, niente. Ogni nucleo familiare deve restare isolato a casa sua. Non dite che non abbiamo dette queste robe. Le sto dicendo con cortesia da giorni, oggi le dico un po' più con vigore. È un invito e un ringraziamento al mondo della comunicazione, diffondete questo messaggio. Qualcuno dice, ma si chiuderà tutto, se continua così sarà inevitabile che si chiuderà tutto. Finiamola di voler sempre cercare il titolo da metterci, se continua così si chiuderà tutto, perché saremo tutti con il virus. Dateci una mano a rallentare la diffusione di questo virus. Lasciamo perdere tutte le cose che abbiamo sentito dire, che abbiamo detto. Tutti noi abbiamo detto qualcosa che magari non era in linea, magari anche perché ci siamo affidati della comunità scientifica che all'inizio ce l'ha descritta come una roba un po' così eterea. La verità oggi è che questo virus qui da noi fa più danni di qualsiasi peggiore influenza. Non è normale che muoiano 29 persone in 15 giorni, non è normalità. E nessuno si può chiamare fuori. Se c'è qualche ragazzo che è convinto che il virus non faccia andare in terapia i ragazzi, mi premurerò io di far vedere i ragazzi in terapia intensiva intubati, o gli adulti o i bimbi. Abbiamo un obbligo morale di difendere le persone più deboli, gli immunodepressi. C'è un bel spot che faremo vedere dei ragazzi della Teen Zone di Padova, dei malati di oncoematologia, che fanno un appello, dicono dateci una mano, non andate in giro, state a casa. E così poi gli anziani che hanno bisogno di essere protetti, e i bimbi. Insomma, l'appello mio è di stare a casa. È inutile che ognuno mi scriva e mi dice dovete chiudere tutto, inizia a stare a casa. È inutile che pensiamo di aver risolto il problema mettendoci il cuore in pace, sapendo che il negozio vicino a casa chiude piuttosto che la fabbrica. La verità è che se non stiamo a casa possiamo chiudere tutte le fabbriche del mondo e tutti i negozi del mondo, ma il problema continueremo ad averlo. Quindi oggi, peraltro, ho dato a disposizione anche la sanità
e farò anche un'ordinanza che attiveremo anche subito misure ancora ulteriori. Cioè, al di là dei tamponi andremo in isolamento con tutti i contatti, un positivo, tutti i contatti isolati, che siano negativi, che non andiamo in isolamento di massa. Isolamento di massa vuol dire che le persone devono stare a casa, poi faremo l'attività di sorveglianza con le telefonate e tutto. Però è fondamentale che ci diate una mano. Ne possiamo venire fuori, però bisogna restare a casa. Quindi l'appello che faccio ai veneti oggi è questo: restate a casa. Io non ho altro da aggiungere. Prego. Quindi secondo lei si potrebbe procedere con una fase di tamponi su tutta la popolazione arrivata a questo momento? Allora, questo è un progetto che noi abbiamo e stiamo seguendo. Abbiamo fatto ormai penso oltre 20.000 tamponi. Poi c'è una capacità di farli i tamponi. Pensare di tamponare 5 milioni di veneti piuttosto che 60 milioni di abitanti oggi è pressoché impossibile, ma non perché ci sia disorganizzazione. I tamponi non è solo il problema di farli, ma è anche di analizzarli. Poi c'è un altro tema, lo dico perché anche qui io ho scoperto che ci sono i terapiatisti, ci sono quelli delle scie chimiche, c'è il mondo intero su sta roba qua. Voglio ricordarvi che il tampone negativo oggi sulla stessa persona può essere positivo domani. Il tampone è una fotografia. Quindi in teoria, se volessimo avere la certezza assoluta matematica all'ennesima potenza, dovremmo fare i tamponi anche più volte al giorno, tutti i giorni. Però il tampone è un grande elemento che ci dà già un grosso screening, perché se noi riusciamo più positivi becchiamo asintomatici, più riusciamo a fare gli isolamenti di focolai. Vi do solo un dato: a Vo abbiamo scoperto che circolavano 6 persone positive asintomatiche che stanno bene, che di più non si può, ma li abbiamo beccati con i tamponi. E dico anche che oggi noi sappiamo che in virtù anche di nuove norme tutti quelli che hanno sindrome influenzale vengono tamponati d'ufficio. Quindi stiamo ampliando veramente, fra l'altro con un progetto che anche presenteremo, il tema dei tamponi. Però il tema dei tamponi è un di cui di tutta la partita. La parte principale è l'isolamento dei veneti. Se i veneti si mettono in isolamento, questo ci aiuta molto. Allora, se prendiamo il contingente che è esposto, perché lo dobbiamo riconoscere, e ci espone al contagio, che è quello di chi va a lavorare, abbiamo però una parte di popolazione che possono essere almeno 2 milioni di veneti, che se stanno a casa in isolamento ci aiutano a fronteggiare questa emergenza. Dopodiché verranno anche altre misure. Tutti mi dicono: ma cosa accadrà? Io posso dirvi che ogni secondo in questa emergenza ha la sua pena. Quindi evitiamo di fare l'analisi di quello che abbiamo detto un secondo prima, perché già sto dicendo cose che forse sono già vecchie rispetto a quello che accadrà prima di sera. Prego. In virtù di questo isolamento di massa, con queste nuove misure sanitarie, si prevede anche una chiusura anticipata, se non del tutto, dei centri commerciali? No, io non ho detto questo, ho detto che oggi la norma è chiara. La norma dice che il fine settimana sono già chiusi i centri commerciali, aperti solo per le attività di vendita di alimentari e farmacie. Però la mia preoccupazione qual è? Che uno, pur di andare a fare una passeggiata a guardare le vetrine, tutti si riversano magari, se piove, nel centro commerciale. O la mia preoccupazione è che fine settimana c'è sole, andiamo tutti a respirare l'aria buona del mare, ma se tutti si ritrovano con le foto che ho visto io a riempire i pontili e il lungomare, cioè vuol dire che stiamo trasportando il virus alla velocità della luce, e quindi poi il raccolto lo facciamo dopo, lo vediamo nelle curve, con l'impennata delle curve. Quindi il vero tema è che i cittadini non devono aspettare decreti, devono stare a casa. C'è anche la partita dei mercati settimanali a tal proposito, non nel fine settimana. Beh, questo è già previsto, il tema del fine settimana. Dopodiché al mercato non è che si va a fare una passeggiata. Se qualcuno non riesce a evitare di andare al mercato perché non è riuscito a approvvigionarsi, che so, del latte, piuttosto che, a parte il fatto che non so se, sì, il latte si trova anche al mercato nel banco dei formaggi, piuttosto che la verdura o altre cose, l'importante è non andare in mezzo alla folla, l'importante è non andare in mezzo ai cittadini. Vi ricordo che la distanza minima è 1 metro, ma 2 metri è meglio, 3 metri è meglio ancora, 4 metri è più che sufficiente, 5 metri è più che soddisfacente, e non incontrare nessuno è la soluzione migliore. Governatore, avete già formalizzato, le chiedo sulla base di quello che comunque ci ha spiegato, le
possibili richieste al Premier Conte di aumentare insomma, le restrizioni? Ma guardi, questi sono tutti temi che matureranno ora dopo ora. Anche oggi pomeriggio abbiamo una videoconferenza, ieri abbiamo fatto 3 ore, penso e mezzo di videoconferenza. E bisogna andare sul fronte delle restrizioni, però io resto sempre convinto di una cosa, cioè alla fine è un fatto culturale. Se capiamo che è un problema, tutti noi assieme è come costruire un alveare, un'ape dopo l'altra costruisce un grande progetto. Se pensiamo che ci sia solo l'ape regina che costruisce l'alveare, muore l'ape regina, crepa l'alveare e crepano tutte le altre api. Questa è la verità. Dobbiamo fare un lavoro da squadra, cioè dobbiamo fare un lavoro di squadra, è fondamentale, c'è nessuno deleghi, magari per avere, come si può dire, per essere con la coscienza a posto, il problema al vicino di casa. Abbiamo sentito il governatore del Veneto Luca Zaia proprio nel suo discorso di questa mattina alla sede regionale della Protezione Civile, parole molto forti e l'invito rivolto a tutti indistintamente a restare a casa. Si può uscire, ci si può muovere, vogliamo ricordarlo, vogliamo dirlo ancora una volta, soltanto per necessità, per andare a lavorare, soltanto per esigenze di salute, di conseguenza solo per estrema necessità. Cerchiamo di arginare tutte le altre uscite per andare a fare la spesa, che ci vada una sola persona. Vogliamo ribadirlo ancora una volta perché tra l'altro sono tanti i messaggi che riceviamo al 340 3218 379 in cui voi telespettatori ci chiedete se potete andare a fare la spesa. Potete andare certamente a fare la spesa, ma uno per nucleo familiare e soprattutto nel supermercato dove appunto nel comune dove abitate, dove state, e non spostarsi in altri comuni e quant'altro, quindi solo per estrema necessità. E parlando proprio di spese e supermercati, andiamo a vedere proprio com'è la situazione dei supermercati padovani. Regolarmente aperti, con gli scaffali riforniti e con le misure di sicurezza e di igiene già attive da giorni. I supermercati sono sotto i riflettori dall'inizio dell'emergenza coronavirus, ma in attesa di eventuali nuove disposizioni del governo la situazione è sotto controllo. Ci si può andare, ma si consiglia in quello più vicino a casa e rispettando le distanze di sicurezza dagli altri clienti. Casse, carrelli, cestini, bilance e maniglie dei frigoriferi qui vengono disinfettati ogni ora e mezza. Il personale che vuole può utilizzare guanti e mascherine fornite dall'azienda e anche molti clienti fanno lo stesso. Noi abbiamo adottato fin da subito un protocollo per il nostro personale di igienizzazione sia dei carrelli, dei cestini, e poi abbiamo messo a disposizione del cliente all'entrata un igienizzante mani. Abbiamo messo un igienizzante carrelli e cestini e la disponibilità di utilizzare il guanto da subito, in maniera che il cliente deve essere assolutamente sentirsi tranquillo nei nostri negozi. E poi a negozio chiuso operiamo con la fumigazione, che è una sanificazione totale del punto vendita che viene fatto alla sera. Durante la notte un macchinario emana un fumo igienizzante che si deposita ovunque e sanifica. Ecco, il consiglio semmai è quello di utilizzare anche gli orari meno consueti, all'apertura e a ridosso della chiusura, per acquistare e fare un po' di scorta di qualche prodotto per uscire meno di casa. Sarebbe importante avere un afflusso un po' più diluito nella giornata e quindi iniziare già dal mattino presto, non preoccuparsi di arrivare presto perché la gente non trova la merce, ma si potrà trovare anche se uno dovesse venire verso tardi alla sera, e poi effettivamente non magari frequentare giornalmente per le piccole spese, magari fare una spesa un po' più ampia. Intanto gli industriali di Padova e Treviso si stanno mobilitando con una donazione di 100.000 euro alle ULSS. Gli imprenditori padovani e trevigiani scendono in campo per aiutare gli ospedali delle due province maggiormente colpite dal coronavirus in Veneto. Assindustria Veneto Centro ha annunciato di voler garantire una donazione di almeno 100.000 euro per contribuire a contrastare l'emergenza sanitaria Covid-19 che colpisce la nostra regione. È stata così attivata una raccolta fondi straordinaria tra i propri associati, chiedendo a ciascuna impresa un contributo di 1.000 euro. La somma raccolta sarà destinata all'acquisto urgente di ventilatori polmonari per rafforzare le strutture di terapia intensiva necessarie ad affrontare l'emergenza coronavirus per le USL di Padova e di Treviso. L'importo di 100.000 euro sarà reso disponibile già da mercoledì 11 marzo.
Abbiamo più volte sottolineato, dichiarano Maria Cristina Piovesana e Massimo Finco, che l'emergenza coronavirus richiede un'assunzione di responsabilità condivisa, consapevoli che il superamento della grave emergenza sanitaria sia premessa per la ripartenza anche dell'economia e delle imprese, messe duramente alla prova in questo periodo. Asindustria Veneto Centro ringrazia tutti i medici, gli infermieri, i volontari e tutti quanti sono impegnati nello sforzo straordinario, anche rischiando personalmente. Ecco, e tantissimi messaggi che stanno arrivando al nostro numero WhatsApp 340 3218 379. Andiamo a leggerne proprio qualcuno e vediamo se si riesce a dare anche una risposta alle vostre domande. Abbiamo 76 e 74 anni, 2 figlie sposate con 2 bimbi ciascuna, che ospitiamo da noi perché entrambi i genitori lavorano. Siccome mia moglie è a rischio per varie patologie, abbiamo detto a malincuore che da domani si devono arrangiare. Cosa ha predisposto sull'argomento la nostra classe dirigente? Sembra proprio niente. In effetti è vero, perché ci sarebbe la possibilità senza problemi che i nonni si tengano a casa loro i bambini, ma gli anziani sono anche la categoria più a rischio, di conseguenza si chiede veramente che non vengano messi a contatto con qualcuno che possa, non soltanto per quanto riguarda il coronavirus, ma possa trasmettere qualsiasi tipo di patologia. Di conseguenza questa è proprio una gran bella domanda che cercheremo di sviscerare, di capire come appunto muoversi, soprattutto per queste due persone, questi due anziani che sono in realtà si trovano nella stessa situazione di tantissime altre persone, perché sappiamo il ruolo fondamentale che hanno i nonni in questi tempi per tenere, per badare ai bambini dei genitori che lavorano. E ancora, buongiorno, vorrei chiedere se si può fare una passeggiata a piedi in mezzo ai campi. Sì, si può fare una passeggiata a piedi in mezzo ai campi, soprattutto se è da solo e si va a fare un giro in mezzo ai campi per prendere un po' d'aria, assolutamente questo non si vieta. Si vieta, come abbiamo visto tra l'altro in alcuni servizi, in alcune dirette che sono stati trasmessi nel corso del nostro telegiornale, gli assembramenti. Zai è stato molto chiaro, si può uscire di casa per una passeggiata da soli, mantenendo, o magari se si è in più, in 2 o 3 persone, però mantenendo le distanze di sicurezza. Non si può assolutamente andare al parco tutti insieme e giocare come se nulla fosse, perché questa è una vera e propria emergenza. Di conseguenza la passeggiata la può fare, meglio ancora se da solo, magari per un tempo limitato. Gli affitti verranno bloccati visto che non possiamo uscire di casa e andare a lavorare? Questo penso proprio di no, che gli affitti non verranno bloccati, anche perché sono privati che affittano le abitazioni soprattutto, di conseguenza anche i privati si trovano nella stessa vostra situazione. Com'è possibile che non ci si possa muovere di casa, ma io lavoro in una fabbrica di 300 persone, non possiamo stare a 1 metro di distanza? Allora, non ci si può muovere di casa, si può andare a lavorare perché questa è una necessità. Non riuscite a stare a 1 metro di distanza, di sicuro dovete munirvi di guanti e mascherine, almeno questo potrebbe essere un primo passo per cercare di arginare, di limitare qualsiasi eventuale contagio. E poi dovreste chiaramente parlare col vostro datore di lavoro e spiegare la situazione. Una situazione che in teoria dovrebbe aver recepito già il datore di lavoro, però ecco, se magari non è così attento, non è così sensibile, siate proprio voi dipendenti a esigere queste misure di cautela per voi e per tutte le persone con cui siete in contatto. Buongiorno, un laboratorio chimico del nostro territorio è stato acquistato da un laboratorio di Pavia, anche se lo spostamento è per motivi di lavoro. Non mettono in pericolo la salute degli operai e delle loro famiglie? In teoria, mantenendo sempre queste linee di sicurezza, questi presidi, mascherine e guanti, la distanza di sicurezza, in teoria non dovrebbe. Poi ovviamente il buon senso, come sempre, deve farla da padrone. E poi ancora vorrei sapere se tenere un colloquio di lavoro rientra nelle esigenze lavorative. Un colloquio di lavoro, poi avremo anche modo di parlarne, perché abbiamo
sentito proprio una nostra telespettatrice che ci ha spiegato, ci ha raccontato una storia che ha dell'incredibile, ma nel corso del nostro telegiornale avremo modo di sentire meglio. Un colloquio di lavoro in realtà si può spostare o si può addirittura fare anche attraverso quello che ormai è uno strumento usatissimo anche agli alti livelli, ovvero la videoconferenza, una semplice videochiamata, perché guardando bene quante volte anche noi chiamiamo i nostri amici con WhatsApp, con la videochiamata di WhatsApp. Questo è anche un modo per entrare in contatto, per fare anche un colloquio di lavoro, un mezzo che viene utilizzato nelle scuole, oggi più che mai, un mezzo che viene utilizzato in regione, che viene utilizzato a Roma in governo. Abbiamo sentito lo stesso Conte che si è incontrato con tutti quanti i presidenti di regione attraverso la videoconferenza, eppure sono riusciti lo stesso ad arrivare a un punto comune. Quindi allora evitare gli spostamenti, magari in questo caso per colloqui di lavoro, che lei non deve andare a lavorare, però cercare lo stesso di ovviare a questo problema, magari appunto proponendo lei stesso o lei stessa al datore di lavoro una videoconferenza, una videochiamata. Poi magari il tutto si può spostare ai giorni successivi, quando questo momento così difficile sarà rientrato. E adesso parliamo della categoria dei dentisti, perché sapete benissimo che in questi giorni sono tantissimi che chiamano a casa per appunto annullare le visite, e sentiamo però come si stanno muovendo anche loro, perché non è certo tempo semplice per loro. Studio dentistico, buongiorno, sono Laura. Buongiorno signora, dovrei farle alcune domande. Intanto lei sta bene? L'intervista telefonica preventiva sullo stato di salute dei pazienti è solo uno dei provvedimenti integrativi che si sono aggiunti ai già severi protocolli di prevenzione e disinfezione negli studi dentistici. La paura del contagio del coronavirus ha provocato anche qui il crollo del numero di pazienti che vengono a farsi curare. Lo studio odontoiatrico già da tempo è strutturato e preparato ad affrontare patologie ben più gravi del coronavirus, e quindi tutto quello che è il processo di disinfezione, pulizia e sterilizzazione degli studi avviene già da tempo e contro situazioni ben più gravi. Ad oggi gli spostamenti dei cittadini sono autorizzati anche per comprovati motivi di salute. Ecco che le terapie urgenti e quelle non differibili sono garantite, posticipando tutte le altre. Basterà chiedere al proprio dentista di certificare con un semplice SMS o un documento da esibire su smartphone che ci sta muovendo proprio per sottoporsi a terapie odontoiatriche. Buongiorno. Le lascio il gel? Grazie. Prego. E si accomodi pure in sala d'attesa. La ringrazio. Grazie. Allora, in primis una riorganizzazione dell'agenda, in questa maniera riusciamo a dilazionare gli appuntamenti ed evitare che ci siano assemblamenti all'interno della sala d'attesa. Poi c'è la sanificazione di ogni ambiente nel cambio tra un paziente e l'altro, e quindi l'aerosol viene eliminato con il ricambio d'aria. Per evitare che ci siano infezioni agli operatori e poi crociate ai pazienti, ci sono anche i dispositivi specifici di protezione. Rimandare le cure odontoiatriche per eccessivi timori non è una scelta razionale. Se trascurata, si rischia di peggiorare la situazione, dovendo poi magari ricorrere al pronto soccorso, complicando la vita negli ospedali, già messi a dura prova. Gli studi odontoiatrici sono sicuri, le cure vanno continuate per non intasare gli ospedali, continuate a curarvi. Avete sentito, continuate a curarvi perché poi tra l'altro si entra in luoghi completamente protetti, disinfettati e quant'altro. Dovremmo avere, adesso chiedo alla regia conferma, collegata la nostra Valentina Visentin da Padova, vediamo. Buonasera da Padova per fare il punto con la Confesercenti per quanto riguarda la possibile chiusura di moltissime attività commerciali, viste le parole del governatore Luca Zaia. Tanti sono già i negozi del centro storico che stanno avvisando i clienti più fedeli attraverso la messaggistica, così come un tempo si avvisava per gli sconti, ora si avvisa delle imminenti chiusure viste le difficoltà dovute al coronavirus. Facciamo il punto della situazione con Nicola Rossi, presidente della Confesercenti di Padova. Come ha interpretato le parole del governatore Luca Zaia? Si va verso una chiusura, come categoria lo richiedete? Ma io credo che se la comunità scientifica ritiene che la chiusura delle attività possa essere utile per ridurre il gravissimo problema che abbiamo del coronavirus, questa espansione che stiamo assistendo a una curva veramente pericolosa,
Ritengo che se questo è l'orientamento noi dovremmo allinearci e ci allineeremo sicuramente, anche perché in questi giorni le nostre attività sono fortemente penalizzate. Forse è meglio chiudere in maniera totale per una quindicina di giorni per poter poi ripartire alla grande. Io credo che noi abbiamo un grande nemico, il virus. Finché non riusciremo a debellare questa grave minaccia, credo che la nostra economia avrà comunque grandi problemi, per cui l'obiettivo primario è rientrare in una situazione di normalità. Rientrata in una situazione di normalità riusciremo, come abbiamo sempre fatto, a recuperare. Certo è che questa volta il danno è veramente grave, cioè Quindi dallo Stato servono misure concrete, non basta solo uno slittamento o un congelamento temporaneo delle imposte? assolutamente, allo Stato, cioè uno slittamento delle imposte, un rinviare non serve assolutamente a niente. Quello che noi chiediamo oggi invece sono degli interventi forti, immissione di liquidità nelle imprese che non stanno lavorando e che non lavoreranno, non sappiamo esattamente per quanto tempo ancora. Per cui l'intervento questa volta deve essere un intervento forte, serio e concreto. Si può già partire con tutti quei negozi che non sono strettamente indispensabili. Di fatto il DPCM dice che gli spostamenti sono consentiti solo in caso di stretta necessità o per motivi di lavoro o di salute, quindi di fatto ci sono già molti negozi che potrebbero rimanere chiusi visto che non rientrano nelle motivazioni di uscita. Assolutamente, ritengo che se teniamo aperte farmacie, parafarmacie, negozi alimentari, negozi di prima necessità comunque, ritengo che può essere una strada che poi è quello previsto dal DPCM. Da Padova è tutto, se non ci sono altre domande restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Valentina Visentini. Al proposito di attività che non rientrano nella primaria necessità, c'è proprio una nostra telespettatrice che ci ha scritto: sono una parrucchiera, ci dicono che possiamo tenere aperto, ma la gente non si può muovere da casa se non per seri motivi. Quindi avere la piega a posto è una priorità? E si dà direttamente la risposta: noi abbiamo deciso di chiudere il salone per il bene nostro e dei nostri clienti, ma sarebbe cosa buona e giusta che tutti lo facessero. Però abbiamo sentito che c'è da parte di tantissime persone questo senso civico, questo senso di rispetto per se stessi e poi per gli altri. Quindi decidere di chiudere il salone per esempio di parrucchiere, visto che non è una necessità avere la piega, insomma ci si può arrangiare anche a casa come fanno tantissime persone, quindi loro hanno detto chiudiamo almeno per questo periodo il nostro salone per noi e per gli altri. Invece per quanto riguarda la chiusura delle attività, ci sono gli industriali del Veneto che stanno un po' storcendo il naso perché soprattutto temono che l'economia della nostra regione crolli davvero letteralmente, crolli a picco. Ma sentiamo allora. Evitare il fermo totale delle fabbriche e dei trasporti perché salute e impresa devono correre su binari paralleli per evitare il default del paese. Questo l'out-out del presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro, mentre si rincorrono le richieste di uno stop di almeno 15 giorni per l'intero sistema produttivo, su tutte quella formulata dalla regione Lombardia. Insomma, tenere aperti solo alimentari, farmacie e servizi essenziali, ipotesi non esclusa nemmeno dal governatore Zaia, a patto che vi sia l'avvallo della scienza. In attesa di capire le mosse del governo, per Carraro il giusto e necessario proposito di fronteggiare l'emergenza sanitaria non può e non deve aggravare l'emergenza economica che sta già piegando l'intero sistema produttivo, dice il numero uno degli industriali veneti, che ricorda poi come il manifatturiero regionale sia fortemente vocato all'export. Fermare la produzione quindi significa rompere il legame tra Italia e il resto del mondo, proprio nel momento in cui l'immagine del Made in Italy risulta offuscata come mai prima d'ora. Gli industriali veneti però offrono un'alternativa, dicendosi pronti ad attuare misure sanitarie estreme nelle imprese, riducendo la forza lavoro allo stretto necessario e rendendo ancora più severe le misure anticontagio. Da qui l'appello alla responsabilità del mondo politico istituzionale e la disponibilità ad aprire un tavolo tecnico in regione per valutare ulteriori misure. Evitare lo stop a tutti i costi, questo l'obiettivo degli industriali veneti. E la Regione in realtà si sta già muovendo per cercare di venire incontro ai lavoratori. Vediamo.
Abbiamo necessità di avere una legge di copertura su questo e dall'altra abbiamo il problema delle risorse vere e proprie da destinare agli ammortizzatori sociali. Il fabbisogno per il Veneto è di oltre 200 milioni. La crisi innescata dal coronavirus è molto più ampia di quello che appare. Non riguarda solo il turismo, alberghi, negozi, bar e ristoranti o il comparto della cultura e dell'intrattenimento, teatri, cinema, musei obbligati alla chiusura. Ci sono persino aziende che rischiano di rimanere ferme perché dall'estero non arriva la componentistica necessaria. L'assessorato regionale al lavoro si sta muovendo di concerto con le categorie economiche e produttive venete e il governo. Noi stiamo ragionando degli ammortizzatori sociali in deroga, cioè tutti quei settori e quei soggetti che non sono coperti da ammortizzatori sociali devono avere un paracadute che ha due limiti però. Il primo è che il decreto legge lo prevede per un mese solo è decisamente inutile, e il secondo è il limite che hanno dato per esempio per aiutare i lavoratori autonomi con quei 500 euro al mese per 3 mesi, in questo caso ma solo per la zona rossa. Il discorso non riguarda però solo Roma, anche Bruxelles è chiamata in causa. L'Unione Europea deve infatti necessariamente intervenire in un ambito che non può essere fronteggiato da un singolo Stato nazionale. Noi versiamo alle casse della Comunità Europea più di quello che ci viene restituito, quindi noi avremo già un credito. Dall'altra noi abbiamo delle risorse oggi che sono nella disponibilità per esempio della Regione del Veneto, sono 58 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali frutto di una oculata gestione degli anni passati, ma è evidente che con l'impatto che sta avendo è insufficiente. Ecco, tra l'altro anche una richiesta di aiuto e un forte impegno sono stati portati avanti dal veneziano Pierpaolo Baretta, il sottosegretario all'economia e alla finanza. Stiamo affrontando queste prime giornate di restrizioni, mi auguro che lo stiamo facendo tutti col senso di responsabilità che ci è richiesto. Le restrizioni comportano un cambio anche di modalità di vita, dobbiamo seriamente rispettarle. Deve essere fatto da tutti, nessun assembramento, molta igiene, distanze, piccoli accorgimenti alla fin fine, ma che sono fondamentali per debellare e sconfiggere questo virus che si diffonde così rapidamente, che sta mettendo a dura prova la nostra vita. Certo, questo ha anche conseguenze di carattere economico e quindi come governo stiamo predisponendo nelle prossime ore un decreto molto robusto che dovrà affrontare innanzitutto l'emergenza sanitaria. Oggi c'è bisogno di nuovi macchinari, di respiratori, di tutto ciò che serve a sostegno dell'emergenza, ma anche il personale sanitario che sta lavorando con grande abnegazione e competenza e quindi va sostenuto anche finanziariamente, gli straordinari, le eventuali assunzioni per un periodo di tempo. Secondariamente l'intervento sul lavoro. La restrizione economica, la crisi comporterà anche un abbassamento delle attività lavorative per le prossime settimane e quindi cassa integrazione per tutti, è necessario che venga data la cassa integrazione, soprattutto per quei settori che non ce l'hanno, penso ad esempio al turistico e alberghiero che noi abbiamo qui, tra l'altro a Venezia, sono settori di grande importanza per il nostro territorio, Venezia e il Veneto, ed è importante che abbiano questa tutela per impedire i licenziamenti, dare ai lavoratori una risposta. Ma al tempo stesso bisogna pensare alle famiglie, la chiusura delle scuole comporta l'esigenza che il familiare stia a casa e quindi da questo punto di vista bisogna pensare anche ai voucher oppure addirittura ai congedi parentali per tutti. E questo comporta un intervento importante dal punto di vista anche di sostegno finanziario, ma va assolutamente fatto. Le famiglie hanno diritto di stare vicino ai loro figli in questo momento, anche per evitare che i figli poi non siano involontariamente soggetti a rischio, sia pure anche come portatori sani. Per questa la misura di chiusura delle scuole. Il terzo intervento è quello fiscale, cioè è chiaro che c'è un problema di liquidità delle famiglie e delle imprese in questo momento, quindi ridurre al massimo i pagamenti prossimi di interventi fiscali vari,
ma anche sospendere i mutui e fare in modo che quando si dovrà pagarli questo venga rateizzato nel tempo, perché che non succeda che magari nel momento in cui si supera questa crisi poi arriva un eccesso di assenza di liquidità per i pagamenti arretrati. Un blocco di interventi quindi molto robusto, molto importante, che vareremo nelle prossime ore e che è il primo effetto. Sappiamo che dovremo continuare ed è per questo che è probabile che i 7 miliardi e mezzo che abbiamo deciso di stanziare non basteranno e ci cauteleremo anche nei confronti dell'Europa perché faccia la sua parte. Questo non è un problema italiano, è un'emergenza che si sta vedendo e riguarda un po' tutto il mondo. Noi siamo, come dire, più esposti perché abbiamo affrontato con le competenze della nostra sanità quelli che sono stati i focolai più evidenti, ma è il momento di respingere questo virus e di farlo tutti insieme. Questo senso di responsabilità va accompagnato appunto con manovre e misure di sostegno che ci apprestiamo a fare nelle prossime ore. E un po' tutte le categorie economiche e produttive sono coinvolte in questo momento così difficile, così caldo. Abbiamo sentito la proposta che è sempre più vicina a diventare una realtà, quella della chiusura di gran parte delle attività, almeno per una quindicina di giorni, almeno per cercare proprio di limitare al massimo. Abbiamo sentito gli industriali che non sono del tutto d'accordo con questa ipotesi e lo stesso anche la Confartigianato, per voce del presidente del Confartigianato Veneto Agostino Bonomo, dice va bene ma con determinati distinguo, quindi non allargata ed estesa a tutte le categorie. Sentiamo. Un'eventuale chiusura in qualche modo potrebbe però abbattere anche i costi delle aziende che adesso magari continuano a lavorare, cercano di lavorare, ma si trovano di fronte anche dei muri, difficoltà di esportare, difficoltà di mandare i tecnici ancora, confini che si chiudono addirittura. Non può esserci una decisione o una valutazione a taglia unica, perché ci sono dei settori che se chiudessero, faccio riferimento per esempio a ristoranti, che se chiudono credo abbiano soltanto dei benefici, perché tenere aperto in questo momento non avendo clienti in sala sicuramente i costi superano di gran lunga i ricavi. Ci sono degli altri settori come le produzioni della metalmeccanica che hanno committenti in giro per il mondo che chiudendo avrebbero sicuramente dei danni, perché scatenerebbe la concorrenza internazionale di paesi che non hanno questa emergenza con questa gravità e il committente straniero dice sai cosa c'è, vado in Spagna che in Spagna mi producono la stessa roba tua e quando hai perso questo cliente non lo ritrovi più. Io credo comunque, ripeto, che quello che ha detto il Presidente Zaia sia assolutamente condivisibile, ci dobbiamo mettere nelle mani di chi sta lavorando in prima linea, perché sentirci dire che i primari di rianimazione devono scegliere fra intubare un 60enne o un 45enne, io credo che chi deve decidere a questo punto è veramente in una situazione di estrema difficoltà, per cui credo che in questo momento se ci sono degli obiettivi che hanno a che fare con l'economia o con la salute pubblica sia al primo posto. E la conferma arriva anche dai continui messaggi che arrivano alla nostra redazione. Vado a leggerne alcuni. Il mio compagno ha residenza in provincia di Treviso ma domicilio in provincia di Vicenza. Può tornare a casa il venerdì finito il lavoro? Certo che sì, che può rientrare a casa, anche perché questi spostamenti sono dettati, lo vogliamo ripetere ancora una volta, proprio da esigenze lavorative. Di conseguenza se lui non ha nessun problema per rientrare il venerdì sera dopo la settimana di lavoro a casa sua, ecco, non c'è nessun problema, questo è contemplato ed è permesso dalle direttive che sono state emanate in queste ultime ore. Io adesso lascerei il spazio al discorso del governatore del Veneto Luca Zaia. Andiamo ad ascoltare proprio quali sono i punti cardine che ha espresso e soprattutto il messaggio forte che ha lanciato Luca Zaia a tutti i veneti, a tutti gli italiani in realtà. Sentiamo. Una comunicazione che voglio fare ai veneti, nella speranza e nel ringraziarvi per l'assistenza che ci state dando in questi giorni, è molto chiara. I veneti devono capire che devono stare in casa. I veneti devono capire che la prima cura al virus siamo noi. I nostri modelli ci dicono che fra 5 giorni avremo un picco nelle terapie intensive.
I nostri modelli ci dicono che se continuiamo così a non rispettare le regole, entro il 15 di aprile avremo 2 milioni di veneti contagiati. Allora, il vero tema è che dobbiamo richiamare tutti alla responsabilità. Alla responsabilità vuol dire di non andare i fine settimana al mare a fare passeggiate, di non andare nei centri commerciali, di non andare nelle piazze, di non andare in nessun posto che non sia il posto di lavoro o il negozio alimentari per approvvigionarsi di generi alimentari o a stare a casa. Questo è l'appello che faccio ai veneti. Lo faccio con forza perché stiamo per entrare nell'area di turbolenza. I nostri modelli che abbiamo seguito, i modelli matematici, gli algoritmi e il nostro ufficio studi ci dà delle proiezioni. Sono proiezioni che purtroppo, se non riusciamo a intervenire con l'aiuto di tutti, la curva non riusciamo ad arrestarla. Questo deve essere chiaro a tutti. C'è poco da fare atti di eroismo o di esorcismo, perché in questa fase bisogna guardare con obiettività quello che sta accadendo. La prima cura al virus siamo noi, nei nostri comportamenti, nel fatto che dobbiamo mantenere le distanze di sicurezza nelle interlocuzioni con le persone, nel fatto che dobbiamo limitare al minimo i rapporti sociali. Non avrei mai pensato di dire nella mia vita di invitare una comunità a non relazionarsi più, però è un sacrificio che dobbiamo fare. Questa è una emergenza che ci trasciniamo non per qualche settimana, per un bel po'. Stiamo facendo di tutto perché le curve non vengano rispettate rispetto ai modelli. Ci siamo riusciti fino ad ora, però adesso c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Si eviti di venire a fare domande se posso portare il bambino a ginnastica piuttosto che nel parco o altre robe del genere, perché la raccomandazione migliore che vi do è quella di stare in casa. Meno persone frequentate, anche tra i familiari, meglio è. Il che significa che è giusto tenere rapporti con i genitori piuttosto che con i figli o quant'altro, però sappiate che meno persone che si incontrano, meglio è. L'insidia è il positivo asintomatico, che ha un R0, per usare un termine tecnico, di 2,4. Vuol dire che ogni persona positiva asintomatica riesce a contagiare 2,4 persone, che moltiplicato per poi altre 2,4 per 2,4 per 2,4 alla fine infetta tutti i veneti. Adotteremo ulteriori misure sanitarie. Adesso attendo, abbiamo fatto una lunga videoconferenza stamattina presto. Abbiamo oggi una videoconferenza alle 15. Adotteremo ancora altre misure sanitarie, e questo sul fronte sanitario, per fare in modo di essere ancora più incisivi, invasivi nelle misure. Abbiamo un piano di terapie intensive che stiamo ora dopo ora rafforzando, però ricordo che se i veneti ascoltino bene le mie parole e evitino di mandarmi commenti per spiegarmi di come è fatto il mondo e altre robe del genere. Guardiamoci nelle palle degli occhi. Se i veneti non seguono queste indicazioni, ci svuotano gli ospedali, ma ci svuotano dei pazienti ordinari e li riempiamo di pazienti coronavirus. Se noi veneti non rispettiamo le indicazioni di stare a casa, e mi meraviglio che ci sia anche qualcuno che invita a non stare a casa, se noi veneti non rispettiamo le condizioni di stare a casa, svuotiamo gli ospedali dai pazienti ordinari e purtroppo li dovremo dedicare tutti al coronavirus. Io non sto facendo allarmismo, vi ho sempre detto, i veneti mi conoscono, ho sempre detto la verità rispetto alla situazione. Fino ad oggi, a quest'ora, che non so che ora sia, che ora è? E che giorno è oggi? Fino ad oggi, a mezzogiorno e mezzo dell'11 marzo, così resta agli atti, la situazione, grazie a una macchina sanità che funziona, è sotto controllo. Però gli algoritmi, i modelli matematici ci dicono che al 15 di marzo l'incremento delle terapie intensive sarà radicale. Non possiamo puntare solo sulla fortuna, sul bel tempo o su boiate o su consigli per gli acquisti. No,
Bisogna stare a casa. Lo dico ai genitori rispetto ai bimbi. I bimbi non muoiono se non vanno a fare un giro il fine settimana al mare piuttosto che ai centri commerciali o al parco. Lo dico agli anziani che devono mettersi in testa di restare in casa. Ringrazio tutti i ragazzi che da volontari si sono offerti e anzi li invito a farlo sempre di più, a portare la spesa, ma portare la spesa vuol dire lasciarla sulla porta di casa. Cioè bisogna averli questi accorgimenti. Lo dico a tutte quelle persone che non hanno impegni di lavoro o che possono non avere impegni di lavoro, che possono permettersi di fare questa scelta di civiltà, di stare a casa. Lo stiamo dicendo con i nostri canali mediatici, lo stiamo dicendo con tutta la comunicazione, è un appello che facciamo. Qualcuno ci ha criticato perché usavamo gli influencer di 16 anni, adesso avete capito perché? Perché sapevamo che il problema era un problema che comunque si sarebbe sempre più ingrandito. A me fa piacere vedere che quel sito che abbiamo aperto in questo momento fa 90.000 persone, tutti i ragazzini che seguono le indicazioni. E abbiamo bisogno di un grande atto di solidarietà, di responsabilità, di civiltà. Ce la facciamo, però dobbiamo uscirne con le ossa poco rotte. Per me sono già tante 29 persone che hanno perso la vita. Io ste robe non le voglio liquidare con beh, è andata bene, perché è andata bene vuol dire morti zero, non è andata bene, abbiamo già 29 persone che hanno perso la vita e ieri sera è morto il secondo contagiato di Vo. Allora oggi la partita passa in mano ai veneti, o stiamo a casa, voglio vedere le strade vuote, la sera alle 6, ovviamente escluso il tema del lavoro perché ancora siamo con l'apertura delle aziende, ma per il resto le strade devono essere vuote, le luci locali devono essere spente. E ai ragazzi faccio un appello, i ragazzi possono darci una mano paurosa su questa partita. Svuotate le spiagge, svuotate le piazze, svuotate tutto quello che è aggregazione. Non vi vengo a dire che è punita per legge, perché adesso c'è anche la norma che proibisce ogni forma di aggregazione, in pubblico e in privato. Non andate alle cene degli amici, non fate come quando vediamo nei film, no, che cioè, se ti vietano l'alcol allora metti la bottiglia nel cartoccio di carta così non vedono che bottiglia è. No, non facciamo i ritrovi familiari, non troviamoci a giocare a tombola con i parenti, niente. Ogni nucleo familiare deve restare isolato a casa sua. Non dite che non abbiamo dette queste robe. Le sto dicendo con cortesia da giorni, oggi le dico un po' più con vigore. E un invito e un ringraziamento al mondo della comunicazione, diffondete questo messaggio. Qualcuno dice, ma si chiuderà tutto, se continua così sarà inevitabile che si chiuderà tutto. Finiamola di voler sempre cercare il titolo da metterci, se continua così si chiuderà tutto, perché saremo tutti con il virus. Dateci una mano a rallentare la diffusione di questo virus. Lasciamo perdere tutte le cose che abbiamo sentito dire, che abbiamo detto, tutti noi abbiamo detto qualcosa che magari non era in linea, magari anche perché ci siamo affidati della comunità scientifica che all'inizio ce l'ha descritta come una roba un po' così eterea. La verità oggi è che questo virus qui da noi fa più danni di qualsiasi peggiore influenza. Non è normale che muoiano 29 persone in 15 giorni, non è normalità. E nessuno si può chiamare fuori. Se c'è qualche ragazzo che è convinto che il virus non faccia andare in terapia i ragazzi, mi premurerò io di far vedere i ragazzi in terapia intensiva intubati, o gli adulti o i bimbi. Abbiamo un obbligo morale di difendere le persone più deboli, gli immunodepressi. C'è un bel spot che faremo vedere dei ragazzi della Teen Zone di Padova, dei malati di oncomatologia, che fanno un appello, dicono dateci una mano, non andate in giro, state a casa. E così poi gli anziani che hanno bisogno di essere protetti, e i bimbi. Insomma, l'appello mio è di stare a casa. È inutile che ognuno mi scriva e mi dice dovete chiudere tutto, inizia a stare a casa.
È inutile che pensiamo di aver risolto il problema mettendoci il cuore in pace sapendo che il negozio vicino a casa chiude piuttosto che la fabbrica. La verità è che se non stiamo a casa possiamo chiudere tutte le fabbriche del mondo e tutti i negozi del mondo, ma il problema continueremo ad averlo. Quindi oggi peraltro ho dato a disposizione anche la sanità e farò anche un'ordinanza che attiveremo anche subito misure ancora ulteriori. Cioè, al di là dei tamponi andremo in isolamento con tutti i contatti, un positivo, tutti i contatti isolati, che siano negativi, che non andiamo in isolamento di massa. Isolamento di massa vuol dire che le persone devono stare a casa, poi faremo l'attività di sorveglianza con le telefonate e tutto. Però è fondamentale che ci diate una mano. Ne possiamo venire fuori, però bisogna restare a casa. Insomma, lo ha ribadito tantissime volte il Presidente del Veneto Luca Zaia, l'unico modo per contrastare questa epidemia è quella di stare a casa. E abbiamo sentito che ha spiegato in quali circostanze è possibile uscire, è possibile muoversi, quando invece assolutamente evitiamo, restiamo tranquillamente a casa, anche perché poi è una questione di 2 settimane, non di più, non è così una cosa trascendentale. E al proposito sono arrivati diversi messaggi che danno anche parecchia speranza. Io allora vorrei leggerne qualcuno. Sono una persona anziana e sentite un po', dico che non serve andare in negozio tutti i giorni, con poco ci si organizza e così 15 giorni passeranno senza affanni. Io davvero faccio un plauso a questa persona perché è un messaggio di speranza ed è in maniera pulitissima, semplice, dice le cose, insomma, non stiamo a complicarci noi la vita più di tanto, più di quello che è. 15 giorni in realtà sappiamo benissimo tutti quanti che passano davvero in fretta. Poi questo è molto interessante, stamattina sentivo dire da una titolare di un negozio di parrucchiere che questo virus è solo una fantasia mediatica e fa lavorare le dipendenti senza maschere o guanti. E allora la persona che ci scrive scrive proprio a caratteri cubitali: fidiamoci di quello che ci dicono i medici che ne sanno di più di tutti noi, non sottovalutiamo questo virus. In realtà sarebbe da bacchettare questa titolare di un negozio di parrucchiere che dice tutta quanta una farsa, è una fantasia addirittura e mette a rischio non soltanto le sue dipendenti facendole lavorare senza guanti, senza mascherina, mette a rischio anche tutte le sue clienti. Di conseguenza sì, stiamo molto attenti, prestiamo tanta attenzione perché lo abbiamo sentito dire un po' in tutte le salse, noi siamo i primi che possiamo contrastare questa epidemia, non ci vuole tanto, seguiamo quelle poche linee guida, la pulizia, l'igiene aumentate, la mascherina, la distanza, i guanti e soprattutto stiamo a casa. E ancora, sono un OSS sanitario, lavoriamo con la mascherina perché rispettare la distanza di 1 metro è molto difficile, immaginiamo soprattutto se si ha da avere contatto diretto con le persone che si seguono. Ma come faccio a sapere se ho il virus, se sono asintomatica? Non sarebbe meglio far eseguire a tutti un tampone per sicurezza? E questa è una domanda che porremo soprattutto agli operatori sanitari, proprio ai professionisti nel mondo della sanità, perché capire più che altro se c'è un numero adeguato di tamponi e come poterlo fare, poter eseguire almeno per le persone che si trovano ad avere un diretto contatto con una fascia più fragile della popolazione. E ancora, dovrebbero fornire le mascherine a tutti i cittadini. Sono andata in farmacia, non ce ne sono più. Se devo andare al supermercato vorrei avere la mascherina per sentirmi un po' più protetta. Tra l'altro è proprio una notizia che è arrivata nelle scorse ore sempre dal Presidente Zaia, che è stata avanzata una richiesta di rifornimento ulteriore di tutti questi presidi, in primis delle mascherine. Di conseguenza presumiamo che sarà questione di poco tempo, che anche le farmacie saranno ulteriormente rifornite quindi di mascherine e di tutto quello che rientra fondamentale per cercare di limitare, di arginare la diffusione del coronavirus. E adesso andiamo a Venezia e andiamo a vedere qual è la situazione negli uffici immigrazione. Ci sentiamo di dire meglio tardi che mai. Finalmente il Ministero, a distanza di quasi 20 giorni, ha recepito le richieste dell'FSP Polizia del Veneto. Il Ministero dell'Interno ha deciso la chiusura temporanea al pubblico degli sportelli degli uffici immigrazione destinati al rilascio dei permessi di soggiorno.
Si tratta di un provvedimento che si inquadra nell'ambito delle prescrizioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in corso per prevenire possibili contagi da coronavirus sia tra il personale che tra l'utenza. Le disposizioni arrivate dal Viminale sono state accolte con soddisfazione dal sindacato di polizia. Chiediamo appunto che se dobbiamo ridurre il più possibile i contatti tra persone, è chiaro che noi dobbiamo chiudere le nostre porte, garantendo ovviamente il primo soccorso, il pronto intervento, ma chiudere tutti quegli uffici che non seguono pratiche urgenti. Auspichiamo anche che vengano chiusi gli uffici immigrazione e le richieste delle cittadinanze anche presso le prefetture d'Italia, perché chiaramente anche in quegli uffici c'è un notevole afflusso di utenti che si recano la mattina appunto per le pratiche riguardanti appunto il tema di immigrazione. Per l'FSP il coronavirus ha portato alla luce l'assenza di una risposta che garantisca gli operatori di polizia. Se ad esempio il paese di Voi Euganeo è stato blindato utilizzando paracadutisti dell'esercito muniti di mascherine FFP3, i poliziotti al box del controllo documenti dell'aeroporto di Venezia, a contatto quotidiano con persone provenienti da mezzo mondo, non possono indossare né i guanti né la mascherina. Gli agenti della polizia ferroviaria di scorta sui treni, la polizia stradale che usa gli etilometri, sono per il segretario generale veneto dell'FSP, Mauro Armelao, solo alcuni esempi di chi opera dinanzi ad incognite che non termineranno certo nei prossimi mesi. Visto comunque il propagarsi di questo nuovo virus, questo provvedimento lo giudichiamo comunque tardivo, ma va bene così, anche se secondo noi dovremmo estendere la chiusura anche a tutti gli uffici passaporti e licenze di tutte le questure e di tutti i commissariati distaccati ovviamente su tutto il territorio nazionale. È vero che dobbiamo stare a casa, però possiamo continuare a fare sport e allora seguite le prossime lezioni di Zumba e ginnastica dolce. A tra poco.